Due saldatori sono rimasti feriti nell'esplosione di una cisterna con acque reflue e tracce di idrocarburi. L'incidente nel pomeriggio a Visco, nel deposito di prodotti petroliferi della Gala Logistica. Sui falsi prosciutti di San Daniele per casi avvenuti tra il 2011 e il 2013 cala la scure della prescrizione. Il GUP di Udine ha disposto il non luogo a procedere, rinviata a giudizio invece la Marini Salumi di San Daniele. Da domani scatteranno le multe per gli over 50 non vaccinati, ma c'è attesa per la pronuncia della Corte Costituzionale. Intanto davanti al Tribunale di Udine è in corso un presidio dei No Green Pass. Il friulano non può essere ghettizzato a lingua dei campi o d'osteria, a dirlo Rosalba Perini, curatrice del volume per le scuole a Nin, dopo l'affondo del senatore Menia contro la Marilenghe. Stasera Elettroshock, dibattito sul tema. È morto travolto da un camion il ciclista Davide Rebellin, nel 99 aveva vinto il Giro del Friuli per professionisti. Alessandro De Marchi urge un cambio culturale. Buonasera a tutti voi da Telefriuli e bentrovate all'edizione serale del nostro telegiornale. Due saldatori sono rimasti feriti dallo scoppio di una cisterna che conteneva acque reflue e tracce di idrocarburi. L'incidente è accaduto nel pomeriggio di oggi a Visco. Una forte detonazione ha scosso nel primo pomeriggio di oggi la tranquilla Visco. Poco dopo le 13 è stata vista alzarsi da una delle grosse cisterne all'interno del deposito petrolifero della Gala Logistica una densa nube di fumo. Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco intervenuti da Udine, Gorizia e Cervignano, un serbatoio della capacità di 500 metri cubi contenente acque reflue è esploso sul perimetro della copertura. 2 le persone ferite. Si tratta di lavoratori di una ditta esterna che stavano eseguendo, assicurati ad un cestello automontato, lavori di saldatura e che a seguito della detonazione hanno riportato alcuni traumi da sbalzamento e ustioni di secondo grado su più parti del corpo. Nessuno però sarebbe in pericolo di vita. Viene da pensare che all'interno della cisterna ci fossero tracce di idrocarburi che, surriscaldate dal processo di saldatura, hanno causato l'esplosione. Sul posto, dal momento che si pensava che nell'incidente fossero rimasti coinvolti seriamente sino a 5 lavoratori, sono arrivati in forze mezzi di soccorso del 118, ambulanze dell'Isoccorso, i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri della stazione di Aiello e del radiomobile di Palmanova. Presenti anche i tecnici di ARPA, ma secondo quanto si è potuto apprendere sarebbero da escludere rischi di inquinamento per l'ambiente. Il deposito di Visco ricopre un'area di 130.000 m² e dispone di una capacità di stoccaggio di 20.000 m3 di benzina, 58.000 di gasolio e 4.000 di biodiesel. E il centro di Visco è da sempre attenzionato dai vigili del fuoco perché ogni giorno transitano grandi quantità di sostanze pericolose. Per questo i pompieri arrivati in forze erano mobilitati per affrontare il peggio. Abbiamo risolto il problema, l'incendio è estinto, stiamo riempiendo di scumogeno il serbatoio, non completamente ma quello strato sufficiente per non creare ulteriori problematiche. Abbiamo già presenti sia l'ASL per le sue competenze e l'ARPA e quindi adesso praticamente l'intervento è quasi finito perché non c'è più nessun tipo di problema. Però adesso si innesca un attimino tutti i controlli per le verifiche, per controllare un attimino effettivamente quello che è successo, avere proprio la prova provata di quello che ha determinato questo tipo di esplosione. È un serbatoio inserito all'interno, ha una superficie attorno al diametro di 30 metri, 20 metri, dai, ecco, per un'altezza di 15-20 metri, tutto vuoto e si riempie con il carburante. Lo usavano proprio per accumulare tutte le acque, per non mandarle subito in fognatura, ovviamente devono essere trattate perché siamo un impianto di distribuzione carburanti, quindi veniva raccolta queste acque qui e poi venivano trattate e poi permesso di scaricare o di mandare in fognatura, insomma, classico lavoro di protezione delle acque, insomma, ecco. Qua arriva gasolio, benzina, kerosene, insomma è un centro di raccolta e smistamento a livello proprio europeo perché arrivano mezzi anche dei paesi stranieri.
La scorsa notte c'è stato un grave incidente sul lavoro in una fabbrica nella zona dell'autoporto di Gorizia con un uomo di 36 anni che è rimasto schiacciato al torace da una pressa. Chiamata ai soccorsi sono stati i colleghi, l'uomo è stato stabilizzato e portato in ambulanza all'ospedale di Gorizia in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Gorizia per i soccorsi. Le indagini dei carabinieri e degli ispettori dell'azienda sanitaria mirano ad accertare le cause dell'incidente e a verificare il rispetto delle procedure antinfortunistiche. Un 25enne italiano in prova ai servizi sociali è stato arrestato dalla polizia perché ha rubato farmaci dal pronto soccorso dell'ospedale di Udine. I fatti risalgono alla notte del 24 novembre, quando era stata segnalata la presenza di un uomo che stava dando in escandescenze. Il 25enne, rinchiuso in bagno, è stato sorpreso a iniettarsi qualche sostanza dopo che aveva gettato in un bidone tra le immondizie alcune scatole di farmaci, blister e fiale in vetro. Poco prima lo stesso aveva sottratto vari medicinali da alcuni cassetti. Nei suoi confronti è stato sospeso l'affidamento in prova a servizi sociali, ora si trova agli arresti domiciliari. Raggira una donna di 80 anni con due uomini che si sono spacciati, uno per agente di polizia locale, l'altro per un tecnico del servizio idrico. È successo a Codroipo. Si sono presentati alla porta della donna con la scusa di effettuare verifiche tecniche per una contaminazione dell'acqua, ma in un momento di distrazione i due hanno rubato gioielli per 10.000 euro e contanti per 60.000 euro. Era ormai troppo tardi quando la donna si è accorta del raggiro e ha sporto denuncia ai carabinieri di Codroipo. Un 22enne indagato per lesioni aggravate ai danni di un conducente. Il 16 ottobre in strada del Friuli a Trieste, durante una corsa con alcuni ragazzi a bordo, era nato un diverbio tra il conducente e i clienti per la presunta sparizione del suo cellulare poi ritrovato. Durante una sosta per la ricerca del telefono, uno dei ragazzi infastidito aveva aggredito l'autista scaraventandolo a terra e facendo nascere una colluttazione che ha indotto l'uomo a sporgere denuncia. Falsi prosciutti di San Daniele, arriva la prescrizione e il GUP di Udine dispone il non luogo a procedere per gli imputati. Rinviata a giudizio invece la Marini Salumi di San Daniele. Falsi prosciutti di San Daniele cala la scure della prescrizione. Per questo motivo il GUP di Udine, Matteo Carlisi, ha disposto in un luogo a procedere per 5 persone, mentre ha rinviato giudizio la società sandanelese Marini Salumi SRL. Si tratta di Sisto e Antonella Marini, rispettivamente presidente e amministratore di fatto della società, imputati per concorso in appropriazione indebita, frode in commercio, ricettazione e contraffazione, e di Emanuele Cappellotti e Monica Fiori, gestore e procuratrice speciale della Varsi Sapori SRL, e del mediatore Riccardo Anselmi, accusati di ricettazione. Non luogo a procedere anche per l'ex vicepresidente del salumificio Leonardo Marini per sopravvenuta morte dell'imputato. L'accusa era di aver sostituito tra il 2011 e il 2013 centinaia di cosce di San Daniele conferite dai produttori con pezzi di provenienza nazionale o straniera, poi marchiate con falsi timbri San Daniele DOP e spacciate come prosciutto pregiato. Le cosce di San Daniele invece sarebbero state vendute al mercato nero. I 6 erano stati riconosciuti colpevoli dal Tribunale di Udine nel marzo 2018 e dalla Corte d'Appello di Trieste nel settembre 2019. A luglio però la Cassazione ha azzerato le condanne per un errore procedurale e rimandato tutto al GUP. Sul banco degli imputati resta solo la società, per la quale la prescrizione è sospesa fino al passaggio in giudicato del procedimento. La Marini Salumi SRL, difesa dall'avvocato Elga Parisi, sarà giudicata dal Tribunale Collegiale di Udine. La prima udienza è prevista per metà gennaio. Da domani scatteranno le multe per gli over 50 non vaccinati, ma è attesa a breve una pronuncia della Corte Costituzionale a riguardo. E intanto all'esterno del Tribunale di Udine va in scena un presidio dei No Green Pass che andrà avanti fino alla pronuncia della consulta. Mobilitazione in tutta Italia, anche in Friuli Venezia Giulia, del popolo No Green Pass, nel giorno in cui è attesa la decisione della Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla legittimità dell'obbligo vaccinale, introdotto nel 2021 come strumento per arginare la pandemia da Covid. I manifestanti si sono dati appuntamento davanti ai tribunali delle principali città italiane su iniziativa del Comitato Apartitico Costituzione e Nazione.
A Udine i No Green Pass attendono la parola della consulta davanti al Palazzo di Giustizia e hanno fatto sapere che resteranno in largo Ospedale Vecchio fino a quando sarà resa nota la decisione. Il primo manifestante si è posizionato davanti al tribunale alle 22 di ieri, accendendo una fiaccola che ha tenuto in mano per 18 ore. Scaduti i termini fissati per giustificare il mancato adempimento all'obbligo vaccinale dovuto a motivi sanitari, scattano a partire da domani, 1 dicembre, le sanzioni per gli over 50 che non si sono messi in regola con la profilassi anti-Covid e il Friuli Venezia Giulia, assieme a Calabria e Abruzzo, è tra le regioni con la maggiore percentuale di over 50 che non hanno adempiuto all'obbligo rispetto alla popolazione del proprio territorio. La sanzione di 100 euro, introdotta all'inizio dell'anno per rilanciare la campagna vaccinale, si applica agli ultracinquantenni che dall'8 gennaio fino al 15 giugno non si sono vaccinati. L'obbligo in origine era previsto solo per medici ed infermieri, poi è stato esteso ad altre categorie. Con la diminuzione dei numeri legati alla pandemia è stato gradualmente superato. Intanto, in Parlamento, la Lega punta a congelare fino al 30 giugno 2023 le sanzioni. La nostra è una delle ultime regioni italiane raggiunte dal virus dell'influenza stagionale, che al momento colpisce soprattutto i più giovani. I primi casi di influenza stagionale sono arrivati anche in Friuli Venezia Giulia. Il virus sta giocando d'anticipo rispetto al passato, copiando un andamento simile a quello dell'epidemia del 2009 legata alla cosiddetta suina. Generalmente la stagione influenzale comincia subito dopo Natale, arrivando al culmine a febbraio. Siamo sull'ordine del 1% di incidenza nei pazienti dei medici sentinella. L'influenza colpisce maggiormente le fasce più giovanili, nei bambini più piccoli, sotto 10 anni praticamente troviamo soltanto influenza nella sorveglianza. E mentre il Covid prevale nei soggetti più adulti, diciamo che diventa prevalente sopra i 30 anni, tra i 30 e i 40 anni, per poi crescere nelle età successive. Quindi diciamo che l'età media dei soggetti colpiti da influenza al momento, siamo ovviamente nelle prime fasi, è molto più bassa rispetto a quella dei pazienti dei Covid, pazienti con sintomatologia respiratoria legata al Covid. Non si placano le polemiche dopo le dichiarazioni del senatore Roberto Menia contrario all'insegnamento della Marilenghe nelle scuole. Non vuole entrare nella diatriba politica l'assessore regionale alle autonomie locali Roberti, che sottolinea comunque come compito istituzionale della regione sia quello di valorizzare e promuovere le lingue minoritarie. Assessore, ieri le dichiarazioni del senatore Menia che ha presentato una norma di legge che non riguarda il friulano, ma ha detto che il friulano non va insegnato a scuola. In realtà il friulano rientra tra le 4 lingue che caratterizzano la specialità del Friuli Venezia Giulia. Ovviamente io non entro nel merito e non mi presto a una polemica di carattere politico. Quello che posso dire e confermare è che questa è una regione che ha 4 lingue riconosciute formalmente, che grazie alla presenza di queste lingue abbiamo la tutela speciale che ci è fornita da un quadro legislativo che ci offre un'ampia autonomia che ormai è giustificata solo da questo aspetto, e che quindi il compito istituzionale dell'amministrazione regionale del passato, di questa attuale in modo particolare e anche delle future, sarà quello di valorizzare e continuare a promuovere quelle lingue. In particolare sul tema della scuola in questa legislatura abbiamo lavorato tanto con Arlef e con le direzioni competenti per poter promuovere ancora di più l'utilizzo proprio nelle scuole, l'insegnamento nelle scuole del friulano, con un processo impegnativo che ha riguardato il tema delle certificazioni in collaborazione con l'Università di Udine, quindi con altri soggetti pubblici coinvolti. E questo ha portato dei risultati importantissimi, con una richiesta massiccia da parte delle famiglie di poter aderire a queste iniziative e quindi di poter far frequentare anche i propri figli l'insegnamento del friulano a scuola. Sullo sloveno sappiamo che quella dell'insegnamento a scuola è una realtà consolidata ormai da anni, è presente ancora in misura maggiore, quindi penso che la direzione su cui questa e tutte le future amministrazioni che verranno dovranno confrontarsi e dovranno cercare di fare sempre in meglio, anche perché è quello che i nostri cittadini ci chiedono.
La scuola friulana è plurilingue e multiculturale, questa è una grande opportunità per i nostri bambini. Così Rosalba Perini, già dirigente scolastica, da oltre 20 anni si occupa di lingue minoritarie, ha curato il volume per le scuole primarie a Nin e chiede di non ghettizzare il friulano. La scuola ha una grande funzione, deve giocare un grande ruolo proprio per tutelare ma anche sviluppare la lingua friulana. La scuola friulana è una scuola plurilingue e interculturale, quindi perché non dare ai nostri bambini questa possibilità? Anche perché l'accesso a più lingue vuol dire avere accesso a più culture, non vuol dire fare confusione con le lingue. Qualcuno dice che va bene parlare il friulano, lo dice anche il senatore Menia, in famiglia, in determinate associazioni, ma così non c'è un po' il rischio di ghettizzare il friulano? Ghettizzare vuol dire limitare, circoscrivere, rinchiudere la nostra lingua friulana a determinati ambienti. No. La lingua friulana può essere utilizzata in tutti gli ambiti della vita pubblica, della vita sociale. Non è solo la lingua della stalla, del mercato, dell'osteria e dei campi. La nostra è una lingua che può essere utilizzata a scuola, può essere utilizzata all'università, nella vita pubblica. È questo che bisogna far capire. Una lingua non ha soltanto una valenza utilitaristica, cioè mi serve, non mi serve mica parlare ora a New York il furlan, no, ma ti serve per sapere chi sei, ha un'importanza formativa. Attacco al friulano e le polemiche di questi giorni in seguito appunto alle dichiarazioni del senatore Menia saranno al centro della puntata di questa sera di Elettroshock in onda in diretta su Telefriuli a partire dalle 21. Cambiamo argomento, situazione stabile alla Cavarzerani sul fronte dell'immigrazione, ma decisivi potranno essere futuri rintracci sul territorio. L'attenzione della prefettura resta alta. La situazione non è esplosiva come tempo fa, ma l'attenzione resta alta alla Cavarzerani, dove sono ospitati i profughi. A fare il punto è il prefetto di Udine Massimo Marchesiello, che guarda con apprensione ai confini e alla limitrofa provincia di Gorizia. Non abbiamo avuto per fortuna rintracci importanti sul nostro territorio, ma conosciamo le difficoltà di altri territori limitrofi, quindi abbiamo una struttura che al momento è al massimo della capienza, soprattutto della gestibilità del sistema, perché poi siamo andati a un certo punto, in piena estate, quasi attorno a 900 persone. Adesso abbiamo un numero stabile che si attesta sotto i 600 persone, insomma è gestibile. Ovviamente se dovessero esserci rintracci o persone che vengono abbiamo qualche difficoltà, però al momento diciamo, siamo sotto controllo. Ecco. Per il prefetto la situazione dentro l'ex caserma, nonostante tutto, è sotto controllo. No, appunto perché abbiamo un numero che ci consente una buona gestibilità e quindi in questo per fortuna abbiamo ancora margini di tenuta. Per dare un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà è stato sottoscritto in prefettura Udine un protocollo d'intesa che grazie alla Fondazione Friuli mette sul piatto fondi per nuclei familiari in difficoltà a causa del caro bollette, ma non solo. Contro la crisi energetica a favore delle famiglie. Questa la sintesi del protocollo d'intesa sottoscritto dalle prefetture di Udine e Pordenone, Fondazione Friuli, la Caritas Diocesana di Udine e di Concordia Pordenone. Uno strumento per aiutare a pagare le bollette chi è in difficoltà, ma anche per pensare a interventi di risparmio energetico in casa. Assieme a Intesa San Paolo abbiamo stanziato per questa iniziativa 300.000 euro. È un'iniziativa che vuole essere sì un sostegno e un supporto economico, ma soprattutto grazie alle Caritas vuole essere un accompagnamento nelle famiglie verso il corretto utilizzo delle risorse, risparmio energetico e anche una sana gestione del bilancio familiare. Una partnership tra prefetture che è una novità e dimostra quanto alla tematica siano attente le istituzioni. Infatti è una sinergia nuova, molto particolare, e poi c'è la Caritas, le due Caritas che co-gestiranno attraverso i punti di ascolto gli opportuni supporti alle famiglie in difficoltà per approvvigionamenti alimentari, per
mancato pagamento delle bollette, quindi con tutte le conseguenze che possiamo immaginarci, e sul pagamento dei fitti. Tutte esigenze che sono a questo punto esigenze fondamentali, preliminari per comunque la sopravvivenza e per la tenuta dello Stato sociale. Anche gli enti territoriali, cioè quindi i comuni, anche altre associazioni possono unirsi in una rete di sostegno sociale che già in questo territorio è molto forte, che possa diventare un ulteriore punto di riferimento per le famiglie. In occasione della firma del protocollo, i direttori delle Caritas di Udine e Pordenone hanno scattato una fotografia della povertà sul territorio con un aumento netto di chi si rivolge ai loro sportelli. C'è chi non ha i soldi per pagare l'ultima bolletta extra large arrivata, chi deve accontentarsi di riempire il carrello a metà e chi non può pagare l'affitto. Storie ordinarie per gli sportelli d'ascolto delle Caritas diocesane del Friuli. Le famiglie in difficoltà sono sempre di più e trovare una soluzione per tutti è complicato a Udine e provincia. È una situazione generale ormai, no? Strutturale direi, quindi sappiamo che queste risposte, che sono preziosissime, sono comunque delle risposte che non incidono sulle cause, no? E quindi siamo consapevoli dei limiti, pur facendo il possibile, andando su tutto il territorio della nostra provincia, quindi della diocesi, perché le persone che sono in difficoltà almeno possano accedere ai centri di ascolto, rappresentare le difficoltà concrete. Anche a Pordenone la situazione sta peggiorando di giorno in giorno. Abbiamo appunto rilevato un incremento di circa il 20% delle utenze nei nostri centri d'ascolto nei territori, e soprattutto si sono appunto rivolte anche per la prima volta famiglie, nuclei familiari italiani, ma anche giovani singoli che incominciano a fare fatica a pagare insomma le bollette. Ecco. Quindi c'è un oggettivo incremento di quelle che sono le richieste che vengono rivolte ai nostri centri d'ascolto anche per questa tipologia particolare e in parte nuova perché magari rimaneva spesso nascosta. Novità in vista per quanto riguarda i carburanti, perché domani entreranno in vigore le nuove disposizioni del governo riguardo al taglio sullo sconto delle accise. Le pompe sono state prese d'assalto. Sentiamo Hubert Londero che si trova al distributore Conad del Citafiera di Martignacco. Ultimo giorno di maxi sconto, da domani le accise sui carburanti, sia sul gasolio sia sulla benzina, si rialzeranno di 12 centesimi. Per questo tanti automobilisti sono venuti qua al distributore del Citafiera di Martignacco per rabboccare il serbatoio o per fare il pieno, approfittando così dell'ultimo giorno utile. Sentiamo che cosa ci hanno detto. Un pieno prima dell'aumento di domani? Sì, infatti, come abbiamo letto la notizia dell'aumento, ci siamo fiondati a fare rifornimento anche oggi. Come mai questa sera? Prima lavoravate? Sì, prima in realtà studiavo e non appena mi è saltata fuori la notizia su Telefriuli sono corso qua con la tessera benzina per l'ultimo pieno col massimo degli sconti, ecco. Sono stata informata da mia mamma 10 minuti fa circa, per quello sono a fare il pieno. Il prossimo pieno dove lo farà? Solitamente io faccio sempre qua benzina, quindi speriamo che non aumenti troppissimo, si rimane sempre fedeli, insomma. Si coglie l'occasione, dato che c'è l'aumento, si coglie l'occasione, è pur sempre un risparmio. Dipende anche dalla macchina, è una differenza notevole. Questa sera ci sarebbe venuta lo stesso? Ci sarei venuta comunque in realtà. Comunque questa è una delle pompe di benzina che di solito sono più vantaggiose, quindi vengo sempre qua comunque. Sono in riserva, quindi a tutti i modi lo facevo oggi. Il prossimo pieno dove lo farà? Lo faccio dove conviene di più. Comunque in Italia? Se continua a convenire, sì, certo. Al momento conviene, no? Con lo sconto regionale ancora conviene farlo qui. Poi vedremo. Ultimo rabbocco prima dell'aumento di 12 centesimi al litro. Prima di andare a fare rifornimento in Slovenia. Si è chiuso a notte fonda il tavolo al Mise su Varsila. L'esito vede un accordo che consentirà di proseguire la produzione. Intanto si cerca un nuovo imprenditore disponibile a investire nell'area.
Nessun esubero fino al 30 settembre 2023, quando si apriranno le procedure per la dismissione della produzione dei motori a 4 tempi nello stabilimento Wärtsilä di San Dorligo e che con la modifica della norma prevede una durata di almeno 6 mesi. Al termine dei 6 mesi partirà la cassa integrazione per almeno un anno. Alle 2 di notte è stato sottoscritto al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico l'accordo sulla vertenza Wärtsilä con la riduzione degli esuberi da 450 a 400 e un percorso anche per i lavoratori dell'indotto, altri 400 persone. L'obiettivo era quello di garantire la continuità produttiva e l'occupazione. E l'accordo va in questo senso, la società si è dimostrata disponibile a proseguire ancora nella produzione, intanto proseguono le interlocuzioni, ci sono già anche 5 manifestazioni di interesse. Il ministro Adolfo Urso sottolinea che la situazione verrà monitorata, mentre l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolin evidenzia come per la regione era fondamentale che l'accordo tracciasse un quadro di garanzia a difesa sia dei dipendenti sia di uno stabilimento strategico. L'intesa raggiunta sancisce inoltre che l'azienda dovrà presentare il proprio piano industriale triennale nel quale dovranno essere contenute le prospettive di sviluppo per le attività non interessate dalla cessazione e i relativi investimenti. Infine Deborah Serracchiani, capogruppo alla Camera del PD, sottolinea come l'impegno del governo non deve scemare, anzi l'accordo dovrà essere valutato dai lavoratori nell'assemblea indetta domani. Oggi nella sede regionale della Protezione Civile si è tenuto un tavolo tecnico per parlare delle tematiche legate agli incendi boschivi, analizzando pregi e difetti delle operazioni di spegnimento degli incendi della scorsa estate sul Carso e cercando di capire su cosa sia necessario investire ulteriori risorse. I momenti di assenza di mezzi aerei per rifornimento o per cambio turno e la manutenzione delle strade forestali e delle vie tagliafuoco. Sono stati questi 2 punti deboli analizzati oggi nella sede della Protezione Civile per quanto riguarda la lotta agli incendi boschivi, prendendo ad esempio, e non potrebbe essere altrimenti, il grande rogo che per giorni ha devastato il Carso tra Italia e Slovenia. È stata una mattinata importante perché ci ha consentito di fare un bilancio che riguarda soltanto noi ovviamente, sui fatti degli incendi boschivi di quest'estate. Tutto il paese è stato colpito, ma per la prima volta si è registrato un andamento che ha visto molto più protagonista al nord del sud rispetto al passato, e questo in particolare il Friuli Venezia Giulia. Il cambio dell'equipaggio è stato uno degli elementi che ci ha creato qualche difficoltà nel pieno dell'incendio. Evidentemente il cambio dell'equipaggio che determina qualche ora di assenza del mezzo è chiaro che pone dei problemi. Oltre a questo abbiamo anche evidenziato come probabilmente dovrebbero essere destinate maggiori risorse a interventi di manutenzione della viabilità forestale, e abbiamo notato anche una diversa capacità rispetto alle frenate dei mezzi ferroviari, quindi vediamo come i muretti di contenimento che nel tempo sono stati realizzati hanno sicuramente protetto rispetto a altri luoghi nei quali questi muretti non ci sono. Quindi anche questo pensiamo sia una delle misure che dovranno essere adottate. Fiocco azzurro in casa del comico e cabarettista Angelo Pintus e della moglie Michela Sturaro. È nato infatti ieri il loro primogenito Raffaele. Le congratulazioni sono arrivate anche dal governatore Fedriga, che sulla sua pagina appunto ha espresso le congratulazioni per questa notizia ripostando un post dello stesso attore. È stata inaugurata questa mattina al Museo Etnografico di Udine una mostra permanente sulla scuola friulana negli anni 30 e 40. Tutti i materiali in mostra sono stati donati all'ente da privati. Libri, quaderni, mattite, pennini e calamai, simboli di una scuola che non c'è più, ora in mostra al Museo Etnografico di Udine, grazie ad una donazione privata. I primi visitatori sono stati proprio gli studenti di oggi, a 80 anni di distanza dai loro colleghi a cui quegli oggetti sono appartenuti.
Si tratta di una sala espositiva che sarà permanente e quindi di un nuovo gioiello che aggiungiamo al percorso espositivo del nostro Museo Etnografico del Friuli. È una donazione privata, abbiamo avuto questa grande fortuna e questo grande onore di ricevere lo scorso anno la donazione del maestro Vinciguerra, che ha ritenuto di donare tutto il materiale che lui in questi anni ha collezionato rispetto alle scuole di un tempo al Museo Etnografico. Ci ha creduto davvero, ci abbiamo creduto anche noi, è stato molto bello poter pensare a uno spazio che potesse accogliere materiali così ormai distanti dal nostro quotidiano. E vogliamo ora raccontarli, spiegarli a più piccoli, ma anche fare in modo che siano visibili a chi li ha utilizzati. Gli alunni di oggi che chiaramente trovano una didattica molto diversa, c'era il pennino, il calamaio, per dire due cose che sono scomparse. Però è importante che si faccia memoria di queste cose perché c'è il rischio che scompaiano e non si possono più vedere, quindi è importante questa testimonianza. Io ringrazio il maestro Vinciguerra che ha voluto, ci ha portato tutti questi materiali didattici e che resteranno qui nel nostro museo etnografico per fare la storia della scuola qui a Udine, perché sono tutti materiali locali, cose che si riferiscono alle scuole della città di Udine. Tra poco a Sport FVG, l'ennesima tragedia che sconvolge il mondo del ciclismo con la morte di Davide Rebellin. Sentiremo le parole del ciclista friulano Alessandro De Marchi. Parleremo anche di Udinese nel giorno del 126esimo compleanno e poi del Pordenone che ha pareggiato oggi, il secondo pareggio consecutivo per 2-2, la società ha qualcosa da dire sull'arbitraggio. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buona serata, arrivederci.